turno infrasettimanale che arriva dopo la brutta sconfitta nel derby con la Camere per l'Arzignano. KO 7-2, intanto il fischio si comincia, primi 20 minuti, subito Salas a provare il tiro dalla distanza e poi Marceligno che non trova nessuna deviazione. Per il Pesaro invece un pareggio in rimonta però al passivo, perché avanti contro la matricola Mantova, di cui sentiremo parlare molto bene sicuramente, si è fatto rimontare sul 4-4, dunque ha concesso 2 punti alle dirette concorrenti per quella che è la corsa al titolo. Pesaro che lo scorso anno ha vinto dopo grandi battaglie con l'acqua e sapone lo scudetto. Pesaro che ritorna ad Arzignano dopo aver disputato il trofeo Michele Trolese, e come sempre va il saluto al grande maestro di penna e di voce qui del sottoscritto Trutru, che ci ha lasciato qualche anno fa, purtroppo per un male incurabile, da lassù sicuramente pronto a fare il tifo e a dare i suoi consigli ai biancorossi. Intanto seguiamo questo primo vero tiro della partita con Salas che impegna in tuffo Pozzi e guadagna il primo corner dalla bandierina che non c'è anche quest'oggi. Capitano Uncino se l'è portata via. Taborda intanto, gioco palla per Salas, dietro verso Capitano Onorio, l'ex della Luparense, gioca con l'altro ex della Luparense Taborda che non riesce ad andare via sul fallo laterale, con questo comunque una rimessa laterale. L'ultima deviazione è stata di Amoroso. Taborda gioca per Onorio, ancora verso l'argentino che gira a Salas, giro palla verso Marceligno, però il passaggio non è di migliori, dunque palla regalata all'Arzignano. Fanno sentire i tifosi del Pesaro, rispondono a quelli dell'Arzignano in una serata calda qui al Palatezze, 29 gradi all'esterno, qui ce ne sarà qualcuno di più, ma l'importante è sorseggiare l'acqua d'Olomia. Pozzi intanto fa ripartire subito per Morillo che viene fermato da Salas, conquista una rimessa laterale. Morillo si arrabbia con il suo portiere per non avergli chiamato la difesa avversaria. Sarà Marcio il capitano, non sono passati 1 minuto e 24 secondi a giocare a palla già per River Guti, ed è indietro il capitano, lo scambio per il venezuelano Morillo. Tra l'altro oggi tra le file dell'Arzignano c'è anche il numero 4 Sabri, per lui prima partita ufficiale con la maglia biancorossa dell'Arzignano, portoghese arrivato nel mercato estivo di oggi, l'ok della federazione del suo transfer arrivato dal Portogallo. Marzio avanti per Amoroso, l'Arzignano esce dalla sua metà campo, bravo Amoroso in scivolata a tenere vivo il pallone, lo scambio con Morillo che viene anticipato, attenzione però ora il Pesaro che va avanti, il tiro smorzato di Guti su Marceligno e poi troppo precipitoso il rilancio di Pozzi verso Morillo. Mirelli uscito dalla sua porta ha tenuto subito a buona guardia il pallone. Qualche richiamato l'attenzione di Mirelli da parte dell'arbitro, probabilmente aveva perso un cerotto, lo va ad appoggiare ora ai Parastinchi. Se ne hanno probabilmente dimenticato il portiere che lunedì e martedì ha giocato, lunedì soltanto ha giocato con la nazionale, che è protagonista a Padova, prima la sconfitta 5-4 con la Croazia, poi il pareggio di Masar per 1-1. Doppio confronto amichevole per la squadra azzurra del CT Musti, che sarà impegnato a fine mese nel preliminare che porta ai mondiali, che si giocherà in casa della Feldi Empoli. Salas intanto una finta, va via su Guti, Salas sta pericoloso, mette un missile terraria in mezzo, non ci arriva nemmeno Marceligno. Questa è una occasione importante, rimessa laterale per l'Arzignano con Amoroso che richiama a sé Morillo, poi spara a lungo, interviene Mirelli che gioca velocemente verso Onorio, passaggio sulla sinistra verso Taborda, restituisce la sfera a Salas, ora ancora per Taborda. Marceligno cerca di puntare Marzio, scarica su Onorio che chiama in causa ora ancora Taborda. Giro palla consistente del Pesaro che cerca lo spazio per andare al tiro, si sta difendendo bene, però la retroguardia è biancorossa. Qui Onorio va via, sfida tra 9, vinta da Onorio, palla indietro per Salas in mezzo con Marzio che butta via. Onorio però riprende il pallone per il Pesaro con Salas che spara forte, poi Onorio fermato, è una caccia alle streghe quella del Pesaro con l'Arzignano che non riesce ad uscire dalla propria area, qui probabilmente c'era il fallo, viene fischiato
con un attimo di ritardo. Primo fallo da segnale sul tabellone commesso dall'Arzignano di Amoroso contro Onorio, che si tocca il volto. Probabilmente nella caduta il bomber biancorosso è andato a colpire l'ex avversario del Lupares. Si chiariscono i due. Punizione pericolosa questa che andrà a calciare il Pesaro. Vediamo che Marceligno si sta parlando con Amoroso. Ora il 9 arzianese arretra per predisporsi in barriera tra gli uomini. Intanto è entrato Molaro con la maglia numero 30, esordio per lui qui al Palatezze, in gol la scorsa settimana con la Cameri, la sua prima partita in campionato di Serie A qui ad Arzignano, dopo che aveva saltato il debutto per squalificazione. Il fischio, Marsiglio va a caricare il tiro, la risposta di Pozzi, ancora Pozzi, doppio Pozzi al minuto 3:35. Pozzi dice due volte no al tentativo del Pesaro. Dunque salva la porta dell'Arzignano, ma attenzione perché la squadra di mister Colini avanza con tutta calma, ragionando. Taborda, Marceligno, gli stessi del quintetto di partenza per il tecnico Colini. Ha già cambiato invece Molaro per Guti, il collega Lopez. Salas, Marceligno, in causa a Taborda, passaggi ora per via orizzontale, si verticalizza verso Salas, indietro a Onorio, scambi reciproci intanto tra tifosi. Pesaro che inneggia un grifo, i biancorossi supportati dal Pirata che rispondono con Pesaro. Intanto in campo il Pesaro va a concludere con Taborda, palla però non ben calibrata, dunque regalata a Pozzi, con Marzio costretto a calciare fuori. Arzignano che non riesce a manovrare un'azione offensiva, ancora inoperoso Miarelli, dall'altra parte invece Pozzi ancora adesso costretto, una scivolata ad alzare, a scodellare alto il pallone. Ecco intanto i primi cambi, fuori Marceligno, dentro quella maglia numero 19, anzi 18, li ho detti tutti, mi manca solo il 20, 21, 22, ecco, attenzione Onorio! Il gol di Onorio e vantaggio del Pesaro, un po' come il coltello nel burro fuso. Onorio entra in area e scarica alle spalle di Pozzi, dunque vantaggio del Pesaro, vantaggio meritato per quello che si è visto in questa prima parte di sfida. Dunque minuto 4:48, il Tassellis Pesaro avanti con il suo capitano Onorio, capitano di serata. La fascia solitamente la porta a Tony Dandel che è stato anche a lungo oggetto del desiderio dell'Arzignano. Intanto è entrato anche Borruto, c'è Gava, Canal e De Oliveira, dunque cambiato completamente il quintetto della formazione campione d'Italia. Mauro Canal pronto a rimettere in gioco per Julio De Oliveira, lo scambio verso Borruto che però non trattiene il pallone in campo, chiede scusa ai compagni. Arzignano ora che può riprendere una rimessa già battuta a Molaro verso Marzio, lo scambio per Molaro. Amoroso verso i compagni in panchina che però non possono giocare il pallone. Era partito Marzio, non lo aveva visto il bomber Amoroso. C'è un po' di confusione, gli schemi dell'Arzignano che deve cercare di recuperare quanto prima soprattutto le energie mentali sotto di un gol, vantaggio di Onorio. L'abbiamo detto poco fa, Onorio che ha chiuso nel migliore di modi una triangolazione perfetta al limite dell'area, poi numero 9 a tu per tu con Pozzi, non ha lasciato a scampo al portiere arzianese. De Oliveira intanto, Borruto che vuole guadagnare lo scorso anno del campionato, Canal, Gava per Borruto, il pressing di Morillo, sfida tra il numero 10 con Morillo che non ha trovato la via del gol la scorsa settimana. Qui intanto ancora Pozzi in due tempi, qui intanto c'è il fallo, viene fischiato il fallo. Aveva il pallone tra le mani Pozzi, ha ricevuto una pedata o De Oliveira o Canal. Giustamente gli arbitri hanno
annullato poi il gol a porta vuota del Pesaro. Intanto ecco l'esordio con la maglia biancorossa di Sabri, che non viene giustamente inquadrato dal nostro regista. Attenzione però qui Arzignano non riesce a trovare il mano della Matassa, ci prova ora, ma è bravo Borruto a metterci una pezza e evitare che il sinistro di Morillo spedisca la palla dalle parti di Miarelli. Rimessa laterale per l'Arzignano con Morillo, gira verso Claro, anche per lui esordio qui al Palatese. Claro, ora Sabri aggiusta il pallone verso Morillo, Morillo va via sul fondo, Morillo mette un pallone in mezzo, conquista una rimessa laterale. Sabri venezuelano che la va a giocare, conquista un altro out sulla pressione di Gava verso Amoroso. Il numero 91 del Pesaro toglie il pallone dal piede del bomber. Morillo pronto a giocare verso Amoroso, il pallone è già uscito, era arrivato comunque a coordinarsi il bomber arzignanese. 2 gol per lui questo inizio di stagione, 1 per partita. Inutile quello in casa della Came, più importante invece è quello firmato contro l'acqua e sapone. Gava intanto pressato da Claro, ancora Gava però, Pesaro anche fortunato nel rimpallo a tenere la sfera tra i piedi dei propri giocatori, che vengono fuori con un ottimo fraseggio. Palla avanti per Mauro Canal, fermato da Sabri, il primo intervento del numero 4 che va a prendersi l'ultimo uomo in difesa ad Oliveira. Attenzione, Canal, la puntata esterna di destro che finisce alle stelle. Poi ripartire l'Arzignano con Sabri avanti per Amoroso, leggermente spinto da Borruto, protesta di Amoroso, fa continuare il gioco l'arbitro. Qui una serie di finte di Sabri fermato da Gava. Claro, Amoroso costretto a sparare via il pallone. 12:46 termine del primo tempo, Ital Service ha preso avanti 1-0 con il gol di capitano Onorio. Un saluto intanto a Cristian Molon che ci segue, molti tifosi arrivati da Pesaro, molti invece comodamente seduti a controllare la partita. Qui intanto la deviazione stava per spiazzare Pozzi, palla che finisce in corner. Tutte le partite live su PMG Sport Futsal, quest'oggi l'abbiamo seguita una anche da Catania, ancora Pozzi Canal da Catania, in un palazzetto vuoto per effetto di un'ordinanza arrivata nel pomeriggio. Vittoria della formazione catanese di Mister Samperi sulla Feldieboli per 3-2. Tutte le altre sfide invece live ancora su PMG. Attenzione, Canale, il tiro, la risposta di Pozzi, ma ancora il Pesaro con un tacco qui fermato all'ultimo, confusione, ma l'Arzignano che ancora una volta si salva. Ci vuole anche un po' di buccio di culo, come si dice in Toscana. 2-3 tentativi salvati in extremis. Intanto fuori claudicante Borruto, zoppica dentro Fortini a giocare i primi scampoli della sua partita. Per Borruto ghiaccio sulla caviglia, probabilmente un colpo. Attenzione però a Canal, Mauro Canal che va ad uccellare Pozzi. Dunque il raddoppio dell'Ital Service al minuto 7:49. Si fa davvero difficile ora la partita per l'Arzignano. Gol sul primo palo. Intanto Borruto, qualche protesta con l'arbitro, probabilmente per cercare comprensione in un fallo non fischiato in precedenza. Fatto sta che intanto l'Ital Service Pesaro a 12:11 alla fine del primo tempo si porta sul 2-0. Si fa davvero dura ora per l'Arzignano, che non si è mai fatto pericoloso dalle parti di Miarelli. Dunque sfida davvero difficile quella che dovranno affrontare i biancorossi. Qui intanto Claro si fa portare via il pallone con De Oliveira, calciare centrale, fermato da Pozzi. Attenzione per De Oliveira, aveva riconquistato nuovamente il pallone, poi ripartire ora l'Arzignano con Sabri che gioca troppo con la sfera e la regala ai giocatori del Pesaro, che possono imbastire una nuova azione offensiva partendo propriamente campo. Ora Mauro Canale, autore del 2-0, spintarella di Claro, palla indietro per Gava, il tiro fuori di poco, non c'è deviazione e ora riparte Pozzi per Murano.
Ibraguti lascia sul posto a Murillo ancora per Ibraguti, non riesce a ripartire. Qui Arzignano in confusione, Miarelli al secondo, gioco di parole, ne ha 4 a disposizione per rilanciare il gioco dalla sua metà campo. Attenzione, siamo già dall'altra parte con De Oliveira che si gira, tiene in vivo il pallone, lo dà a Gava che carica il sinistro, lo spara fuori, riceve comunque gli applausi dai propri compagni in panchina. Arzignano frastornato come un pugile sul ring che non riesce a liberarsi dei cazzotti avversari. Vediamo Guti cosa si inventa, nulla, perde il pallone, la risposta ancora di Pozzi, palla in fallo laterale, è notte fonda fuori dal Palatezza. Intanto entra il giovane Leonardo Tumiati, maglia numero 7 per lui. Canal, Fortini, finta e va via, Fortini in mezzo, Pozzi libera e si incazza con i compagni. Troppi tiri, sta ricevendo il numero 2 arzianese, ha scelto la maglia 2 quest'anno. Fuori ancora Pozzi, Gava, tiro sporco, l'ennesima respinta di Pozzi. Vediamo se ora l'Arzignano riuscirà a superare la linea di metà campo, non ci riesce, il passaggio è scordinato e allora Miarelli comodo, gioca verso Taborda, fuori intanto Gava e Canal, dentro Taborda e Salas, con De Oliveira e Fortini cercheranno ora il tris. Salas, Taborda, avanti per De Oliveira che chiama in causa Salas che carica il tiro altissimo. Salvo allora Pozzi che dà il primo pallone del match al giovane Tumiati, giovane speranza biancorossa cresciuta nelle giovanili arzianese. Qui intanto Sabri anticipato da Salas, conquista comunque una rimessa laterale. Murillo, Marcio, Sabri, pressione altissima e vincente quella del Pesaro con Sabri che commette fallo. Arriva dopo qualche secondo di ritardo il fischio, netto comunque l'ostruzione fallosa. Dunque seconda posizione per la squadra ospite, in classifica ha accumulato 4 punti fin qui, uno soltanto quello messo in cascina dall'Arzignano dopo il pareggio del debutto con l'acqua e sapone. Già battuta posizione dato con Taborda che gira verso Salas. Fortini, arretra anche il Pesaro ma il pressing dell'Arzignano non è efficace, dunque il tal service che può amministrare e far passare i secondi. Fa caldo, ci sventoliamo. Marceligno intanto, ora dall'altra parte per Taborda, Fortini, Taborda, Marceligno, sembra quasi un torrello quello messo in pratica dal Pesaro che mostra e poi nasconde il pallone. Attenzione, il tiro che dà solo l'illusione al gol di Marceligno che va a stamparsi sulla parte esterna della rete. Marcio avanti per Sabri che era però scivolato silenziosamente dall'altra parte del fronte offensivo. Salas, Fortini, Marceligno braccato da Marcio, indietro per Salas che stava per offrire un pallone a Fortini, voleva anche un tocco di mano, nessuno l'ha visto, i due arbitri, dunque soltanto rimessa laterale quando mancano 8 minuti e 44 secondi al termine del primo tempo. 2-0 per il Pesaro che staziona con un buon 85% nella metà campo arzignanese. Marceligno, Taborda, Fortini, ancora Taborda, l'argentino chiama in causa Salas che fa sfilare ancora per Taborda, il movimento palla in mezzo per Fortini, ottimo lo spunto di Fortini e bella la risposta di Pozzi. Arzignano che non riesce a trovare il bandolo della matassa, urge chiamare la Sarta Pia, quella che prende e poi scappa via. Pozzi avanti per Sabri, Sabri tiene giù il pallone, non c'è fallo. Tumiati, Marcio va a caricare il tiro, fuori, alto di poco, e questo è il primo tiro arzianese
con i primi applausi del pubblico di casa. Un tiro velenoso uscito di poco alto, Mirelli faceva buona guardia, attenzione a Salas, di là c'è un uomo solo e non è il comando, ma Pascola Taborda solitario sul fronte sinistro, non c'è il fallo, una spinta sicuramente non leggiadra, qualche cosa da ridire anche da parte di Amoroso, entrato in campo proprio al posto di Morillo, ha fatto sentire il peso. Intanto rispondiamo live a Roberto Simbula, il buon Marzio ne ha fatti 52 lo scorso maggio, 52 lo scorso maggio. Ancora Pesaro con Onorio, il capitano, che ha sbloccato la sfida del Palatezze per Taborda, che si accentra, la risposta di Pozzi in angolo. Intanto rientra anche Claro al posto di Sabri. Lo andrà a battere Salas, questo corner, si allaccia gli scarpini gialli invece Pozzi, che confabula con Amoroso. Arzignano che deve trovare la via offensiva, qui intanto spreca Salas, regalando il pallone Arzignano, che riparte con Tumiati, lo scambio per il capitano Tumiati, che potrebbe essere sicuramente figlio di Capitan Marzio, giocatore cardine dell'Under 19 che lo scorso anno ha conquistato un ottimo secondo posto nel girone guidato da Marco Boschetto. Quest'anno la meritata promozione anche in prima squadra per Tumiati. Ma torniamo in cronaca con Taborda che riceve da Salas, ancora Taborda per Salas, la finta, lascia lì sul posto Claro, palla per Taborda, l'autorete, e c'è l'autorete di Marzio che per cercare di anticipare De Oliveira ha fregato il suo portiere. Dunque al minuto 13:22 arriva anche il tris del Pesaro. Si riparte con il terzo calcio d'avvio dell'Arzignano. Tumiati si gira, viene portato via il pallone da Taborda, vuole cercare anche il fallo Tumiato ma non riesce perché Taborda ha fisico. Dall'altra parte con la girata e il palo stampato del numero 19 Marcelinho, che era il giocatore che doveva arrivare sul pallone, non De Oliveira come ho detto in precedenza, ho sbagliato. Dunque anche il palo di Marcelinho da annotare nelle soluzioni offensive che poi il nostro Davide Tres andrà a riproporre negli highlights. Il tiro di Salas, il volo di Pozzi e poi il tocco in fallo di fondo per Arzignano. Intanto c'è un giocatore del Pesaro a terra. Mi sembra che l'arbitro avesse dato palla a Arzignano. Marcelinho va a posizionarlo sul corner e Onorio che saltella zoppicante. Qualche problema anche per Pozzi, entra anche il massaggiatore, sarà rimessa dal fondo per l'Arzignano. Abbiamo visto bene l'Arzignano che sotto di 3 reti massaggino veloce del fisio Gustavo a Pozzi sul lato B. 5:47 al termine del primo tempo, è notte fonda qui ad Arzignano.
e sarà proprio Pozzi a ripartire dalla sua area quando l'arbitro fischierà il recupero. Pozzi per Marzio, Morillo, Marzio avanti per Amoroso, non si intendono i due, qualche anno insieme qui con la maglia dell'Arzignano, e eccoci con il primo pallone in campo. Pozzi esce intanto, Pozzi, il tiro respinto con Miarelli che è veloce, da subito palla per Onorio che di testa cerca di impensierire Pozzi. Intanto arrivano le lamentele da parte delle mamme per gli scalmanati baby tifosi dell'Arzignano che giocano qui in tribuna con un pallone già entrato in campo. Intanto Morillo protegge la sfera, la tiene in campo, la libera per Amoroso che la dà nuovamente al venezuelano. Claro ora chiamato in causa, ancora Morillo con Claro, il gioco tra i due. Claro, tocco, intanto va via Amoroso sul tocco, regalo di Onorio che cercava di anticipare Morillo. Lo scambio ancora con l'argentino Claro che libera Morillo. La scivolata di Marcelinho in tre per portare via il pallone, la sfera resta dell'Arzignano. Il giocatore imprevedibile, il venezuelano portato ad Arzignano, Mister Lopez, che chiama il time out. Una sola trombata della sirena qui al Palatezze per il time out di Mister Lopez, che deve cercare di rimettere ordine nelle idee dei suoi ragazzi, e nel frattempo ci dissettiamo con Acqua Dolomia nella speranza che il buon Stefano Boschetto esaudisca il desiderio di avere uno sponsor luppoliano. Pensate voi quante le cazzate che si potrebbero sentire se ci fosse dell'ottima birra qui in tribuna stampa al Palatezze. Una tribuna stampa accaldata in questa serata umida qui ad Arzignano, umida la temperatura, glaciali invece dal punto di vista del risultato per la squadra di Lopez, sotto di 3 reti contro i tricolori del Pesaro. Onorio, Canal e l'autorete di Marzio, le marcature di questa serata che è ancora lunga. 4:58 al termine del primo tempo, c'è tutta la ripresa da giocare. Pronto Marzio, intanto c'è dentro Bastini a giocare come portiere di movimento. Bastini viene scippato del pallone con il numero 19 Marcelinho che spara di poco out, voleva un fallo Bastini. Marcelino d'esperienza aveva portato via la sfera l'estremo difensore biancorosso, che ora protesta con l'arbitro, ma è già Pesaro che ne conquista il pallone e si propone con Canal che va a caricare il destro, lo chiude in diagonale fuori di 1 metro. Le proteste anche di Amoroso, vice capitano dell'Arzignano. Ripartirà comunque Pozzi per Morillo che mette giù il pallone, lo scarica a Marzio che restituisce la sfera al venezuelano. Morillo lo protegge, cerca il movimento di compagni, viene raddoppiato da Borruto che gli porta via il pallone. Borruto conquista un corner. Certo, a poco è servito il time out di Mister Lopez che cercava la soluzione offensiva con Bastini, dal cui piede è nato anche uno dei gol con l'acqua e sapone. Ma attenzione, perché qui bravo Pozzi a togliere, ad alzare la sfera diretta sul secondo palo di Onorio verso il compagno di squadra del numero 91 Gava. Borruto per Canal, scodellata la sfera, il tiro al volo. Borruto come può, ma c'è il gol di Onorio, il quarto gol di Onorio. Qui voleva un fallo Amoroso, non protesta a Pozzi. Dunque al minuto 15 e 40 Onorio fa poker, poco da dire, poco da commentare. Di rapina il capitano del Pesaro firma la personale doppietta in questa serata che sta sorridendo e come
e non stiamo raccontando una barzelletta al Pesaro, che ha trovato fin qui sicuramente vita facile contro un Arzignano che fa molta fatica a superare la linea di metà campo. Miarelli, spettatore aggiunto nel sold out della Palatese, il portiere marchigiano con la maglia numero 1 non ha avuto alcun problema fin in questo momento. Intanto viene richiamato Claro, qualche spintone di troppo con Fortini. L'arbitro invita i due giocatori a stare tranquilli. Tanto fuori Claro, dentro Molaro. Ed è Morillo che chiama in causa proprio il numero 30 che gioca verso Sabri, l'ultimo arrivato Arzignano, rischia di perdere un pallone, gli viene fischiato un fallo a Fortini, è il secondo anche per il Pesaro, ne aveva già commessi 2 l'Arzignano, dunque bonus lontanissimo. Una partita fin qui sicuramente corretta. Intanto Molaro, che di testa della Serghiera Morillo, viene respinto di testa da De Oliveira. Morillo gioca con il pallone, non nasconde, da indietro per Sabri che spara di poco alto, non c'è alcuna deviazione. Ecco che allora Miarelli torna ad essere protagonista, rimettendo in gioco una sfera che il Pesaro sta già giocando in avanti verso De Oliveira. De Oliveira si gira e lascia lì per Canal che va a imbeccare il secondo palo, ma ancora Pozzi. Se avessimo contato le risposte di Pozzi avremmo scritto probabilmente fin qui un libro. Ancora Pesaro con Gava che è sinistro, forte, con la palla che va a sbattere sulla faccia di Molaro, il tappin cercato da Mauro Canal sotto porta. Molaro ci ha messo il viso, qui intanto palla avanti di Amoroso per Morillo che viene anticipato da Fortini, superiorità numerica del Pesaro con De Oliveira che va sul fondo, la risposta ancora in 2 tempi di Pozzi, poi Sabri che libera l'area per Morillo si gira, 2 giocatori su di lui, scarica a Molaro che gira verso Sabri, ancora al venezuelano, può toccare Pozzi, è bravo Morillo ad uscire dalla linea di fondo ma non è veloce, viene fermato fallosamente da una mano di Gava, una mano alta che come poteva ha fermato Morillo. Terzo fallo del Pesaro, già fatto la punizione sempre del venezuelano per Sabri che gira verso Molaro, via orizzontale sulla linea di metacampo per Morillo che va via Morillo, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa giustamente viene assegnata a Miarelli. Sul tocco di Canal la sfera ha sfiorato quel tanto che basta anche il piede di Morillo. Gava intanto avanti per De Oliveira, viene portato via il pallone da Amoroso che deve sacrificarsi anche in fase difensiva, che Amoroso rischia di perdere un pallone, lo vince con un contrasto efficace, lo perde Morillo ma lo riconquista, va via Morillo, il palo di Morillo e c'è anche un briciolo di sfortuna per il palo di Amoroso. Qualche problema intanto per Morillo, me lo fa notare Filippo Tres qui in cabina di regia. Dunque Arzignano vicino al gol, qui Fortini, con gli applausi anche di Mister Colino, distribuisce il pallone Arzignano che aveva fatto uscire la sfera per permettere il recupero del venezuelano. Morillo per Pozzi, 4 secondi a disposizione di Pozzi, poi una palla brutta per Amoroso, costretto a calciare laddove non c'è nessun compagno, 1,40, fa sfilare Miarelli, fermo di nuovo il cronometro, 1,38, 98 secondi allora il termine di questo primo tempo che vede il Pesaro avanti con grande merito 4-0. Poi prima dell'intervallo andremo anche a vedere con la regia di Filippo Tres tutti e 4 i gol che stanno decidendo questa partita. Intanto seguiamo queste ultime battute dei primi 20 minuti giocati a senso unico dalla squadra di Mister Colini. Il brivido firmato Arzignano con il palo di qualche istante fa trovato da Amoroso, che non è così riuscito a segnare il terzo gol di fila nelle prime 3 giornate di gara. Qui Amoroso, bravo a portare via il pallone, ci crede Amoroso, va via Amoroso, si allunga la sfera, Gava recupera
e mette la palla in fallo laterale, chiama la grinta il bomber Amoroso, che riceve anche l'urlo dai propri tifosi. Qui intanto Molaro ha provato un'invenzione dalla distanza, gli era riuscita con la Kame per il momentaneo, se non ricordo male, 4-1. Poi gara finita 7-2 per i trevigiani, che oggi giocano il secondo derby di fila in casa del Petrarca Padova. Ma qui è il Palatezze, 42 secondi alla fine, palla in mezzo, ancora il gol del Pesaro, lasciato solo a pascolare là in mezzo all'area il giocatore del Pesaro, il numero 18 De Oliveira, che non perdona, fiuto del gol a 38 secondi alla fine, 5-0 con De Oliveira, che rende ancora più difficile la partita dei biancorossi sponda Arzignano, che avranno vita difficilissima per recuperare in questa sfida. Palla intanto in mezzo di Ibraguti per Sabri, rimessa laterale comunque per Arzignano, 27 secondi e poi tutti a bere non un tè caldo, perché fa caldissimo già qui dentro al Palatezze, a rinfrescarsi le idee e a rilassarsi qui del Pesaro. Qui intanto Molaro aveva cercato una deviazione in mezzo all'area, non ci sono arrivate né Ibraguti né Morillo. Miarelli lungo, troppo lungo per De Oliveira. Ibraguti, 20 secondi, Molaro immobile anche mister Lopez non sa cosa chiedere, cosa dire ai suoi. Intanto mancano 7 secondi, tra poco la Serena che manderà le squadre al riposo, va via Guti, non c'è il fallo, 1 secondo, 0 e si tromba. La Serena suona una volta, dunque si va al riposo sul 5-0. Aspettiamo l'ok da parte dei due portieri, eccolo qui che arriva. Dunque 20 minuti con i biancorossi dell'Arzignano, che devono assolutamente fare molto di più rispetto al primo tempo, però è ancora Pesaro che si riconquista senza tanti problemi il pallone. Ricomincia allora il possesso palla della squadra di mister Colini, con Gava, Taborda che non riesce a fermare il pallone, che sfila laddove il commissario di campo può riprenderlo e rimetterlo in gioco. Sarà il volto nuovo di questo Arzignano, Sabri a giocare, lo ha già fatto, palla avanti per Morillo, volevano un fallo, scivolata intanto che permette allo scopettone Vito di entrare in campo ed asciugare l'ondata di sudore che con la sua scivolata Salas ha lasciato sul parquet. Intanto vediamo là, poi lo vedremo dopo, dietro la porta di Miarelli, sperando che l'Arzignano possa arrivarci da quelle parti, tutta la curva arzignanese assieme ai gemellati del Pesaro, eccoli là, li vedete ora inquadrati dallo zoom tecnico di Davide Tress. Un gemellaggio tra le due tifoserie biancorosse di questa Serie A, una Serie A che anche quest'anno a gratis vi viene offerta sul canale Facebook di PMG Sport Futsal. Intanto Gava, il pallone tenuto a bada dal sinistro che poi li libera verso Salas, Taborda in mezzo fendente per Marceligno, Taborda ancora, Marceligno viene fermato da Marzio, gioca ancora la sfera sulla sinistra per Taborda che trova libero Salas, si accentra Salas, lascia Gava ancora verso Salas che torna sui suoi passi. Siamo ora nella metacampo difensiva del Pesaro, l'Arzignano però non riesce a portare via il pallone. Qui c'è il fallo con Amoroso che va a sbattere, chiede anche scusa con un bacio poi a Salas, gli dice di non aver fatto apposta. Tumbapa alto di Salas per la decisione dell'arbitro. È il primo fallo di questo secondo tempo, non sono stati 1 minuto e 45 secondi
e il Pesaro è avanti di 5 reti. Taborda, Marcelinho Taborda, Salas, sta scaldando intanto Onorio, tornerà in campo il capitano di questa sera, Tonino Randella, lasciato a casa da mister Colini. Intanto la spinta di Marzio, che per evitare il tiro di Marcelinho è andato a buttare per terra il 19 del Pesaro. Dunque punizione assai pericolosa, siamo decentrati rispetto alla destra, rispetto alla visuale di Pozzi, che in barriera mette Morillo e Sabri, che con un effetto Ringo si mettono vicini e poi Marzio a liberare sulla spinta di Pozzi. Rimessa laterale per il Pesaro, Miarelli che dà a Taborda, che batte l'out verso Salas, Gava, Salas, Taborda, Gava va via in velocità, non lo serve però Taborda. Taborda ha un modo di correre, mi sembrava stesse zoppicando, invece rimane regolarmente in campo. Ovviamente soltanto un'illusione ottica qui dalla tribuna stampa. Attenzione al tiro fermato, Amoroso avanti per Morillo, Morillo per Amoroso con Marcelinho che recupera. Quasi avessero anche la sesta marcia quelli del Pesaro. Una fuoriserie quella allestita dal presidente Pizza, studia per diventare più di un utilitario invece Arzignano. Marzio per Sabri che porta via il pallone di petto da Amoroso, glielo restituisce in malo modo, recupera comunque il bomber che gioca avanti per Morillo, braccato da Gava che mette in out, rimessa laterale per Arzignano che ora sembra abbia trovato qualche apertura nella difesa ben disposta dal Pesaro. Morillo chiama in causa Pozzi che gira subito per il capitano Marzio. Non sa cosa fare Marzio, è costretto a calciare via, dunque smentito subito il sottoscritto. Taborda, Marzio ferma questa volta Marcelinho senza commettere fallo, può ripartire Arzignano con Sabri, Sabri va via dalla parte della difesa, Sabri in mezzo di testa a liberare per Pozzi, si sistema in pantaloncini Marzio che in un striptease non voluto ci stava per mostrare gli attributi, quelli che mancano a un Arzignano che li deve trovare. Qui intanto Morillo, Miarelli in uscita dice no al venezuelano, Sabri qui intanto anticipato da Salas, Pozzi per Morillo, Morillo Sabri, palla avanti per Amoroso, gamba probabilmente tesa di Taborda, e viene fischiato il fallo di seconda. Non era comunque cumulativo, qui intanto bravo Marzio a capire la diagonale, a giocare per Morillo, Morillo per Amoroso che di ginocchio alza sopra la traversa. Qualche azione ora dell'Arzignano, probabilmente ha allentato la pressione il Pesaro, con Colini che chiama subito la concentrazione dei suoi per ridare pressione e sprint alle azioni offensive dei biancorossi arrivati fin qui da Pesaro. Sabri, palla per Morillo che commette fallo, si aggiusta su Salas, Taborda voleva battere a velocità il pallone, c'è comunque Salas per terra, vedremo se entrerà lo staff medico del Pesaro, un colpo probabilmente al petto, spazzettone soltanto, viene fatto entrare lo staff medico, Salas costretto ad uscire, si tocca il petto, pronto anche per lui il ghiaccio. Fortini intanto dentro con uno skip e Vito lo scopettone ad asciugare il terreno di gioco con Canal, pronto a battere la terza punizione di questo secondo tempo quando mancano 15 minuti e 55 con l'Arzignano in
andato vicino per 2 volte ad impensierire seriamente Miarelli. Si gira intanto Onorio, palla per D'Oliveira, avanti anche capitano Marcio, c'è Sabri in fondo ma Fortini prende il tempo e lo spazio giusto. Ancora il numero 7 del Pesaro, chiama Onorio in causa, gira per Canal, qui Miarelli esce dai pali, anticipa Amoroso, dunque rimessa laterale per la squadra di mister Lopez che sta pensando 2 cambi pronti, Bragutti e Molaro. Qui intanto Sabri cercava di mettere in mezzo il pallone verso Amoroso, ma D'Oliveira ha capito tutto e nella diagonale ha messo nuovamente la palla in out, giocato ancora da Marcio per Sabri, la risposta con il petto in mezzo all'area di Canal, ha rischiato di commettere un fallo Sabri, qui l'esperienza, si è preso il corpo di Canal, intanto però l'Arziano restituisce subito il pallone alla squadra avversaria. Fortini, Mauro Canal, ancora per Fortini, avanti per D'Oliveira, il passaggio però non è dei migliori, subito giocato con Morillo, l'auto dell'Arzignano, Molaro, Sabri, non c'è il movimento dei compagni, Sabri dice forza ragazzi, muovetevi, palla avanti ora per Sabri che la tiene come può, ancora Sabri, braccato da Fortini, palla avanti per Amoroso, lo spazio per girarsi, la puntata fermata da Onorio, non deve commettere però fallo l'Arzignano, ne ha già commessi 3, chiede scusa a Molaro, a Onorio, non ha fatto apposta nel tentativo di recuperare il pallone. Si può continuare a giocare, però o mettiamo fuori il pallone o giochiamo, perché sennò qua passano i secondi e siamo alla Fiera dell'Est dove mio padre per 2 soldi un topolino comprò, poi bastone, acqua e fuoco, insomma il Pesaro vince 5-0 non ci si può permettere il lusso di regalare secondi a una corazzata come la squadra di mister Colini. Schema 1, anzi no, era l'arbitro che chiamava l'1. Infatti mi sembrava strano che Sabri avesse già imparato i numeri in italiano da qualche giorno qui ad Arzignano. Intanto Morillo difende come può il pallone, ma Canai in seconda battuta glielo porta via, Molaro lo riconquista, il tiro, la risposta di Miarelli. Si fa vedere un po' l'Arzignano, ma Miarelli è attentissimo nel respingere il tiro di Molaro. Ancora tiro di Molaro da fuori, questa volta però è Fortini che si frappone tra palla e la sua porta. Di Bragutti va via sulla corsia di destra, si accentra, prova un sinistro ancora che va a sbattere sulla difesa arzignanese. Sabri, Molaro resta lì con il pallone pericoloso verso Sabri, Onorio fa sfilare verso Miarelli, 13:32, si sta scaldando, intanto accelera il riscaldamento Bastini, forse per lui qualche scambio di partita per giocare con il movimento qua Pozzi ad uscire dalle palle per Ibragutti che la scambia con Morillo, Sabri, ancora Morillo non riesce a guardare il pallone, allora c'è il contropiede del Pesaro che non va a buon fine perché la scivolata di Bragutti è perfetta. Però troppo alta la pressione. Tanto è rimessa laterale anche dell'Arzignano, mette l'ultimo tocco sicuramente un giocatore del Pesaro che sta pressando, riconquista un pallone laddove nessuno dovrebbe regalare palloni. Bravo qua Pozzi a dire di no a Fortini e a rilanciare subito per Morillo, ma la difesa dell'Arzignano, Morillo fermato. Vedremo se poi verrà dato il fallo, viene assegnato il fallo cumulativo. Il primo commesso aveva lasciato giocare giustamente l'arbitro, poi in seconda battuta non c'era opposizione fallosa, forse qualche protesta perché la punizione era davvero ghiotta dal limite. Morillo poi leggermente non più in asse rispetto al terreno del Palatezze. Vengono fatti rimanere calmi Nogara e Lopez.
direzione fin qui perfetta da parte dei due arbitri, che hanno lasciato molto giocare questa sera. E si torna. Pozzi alza il suo baricentro. Molaro, Sabri per Molaro, Ibraguti rischia l'Arzignano, che tiene comunque il pallino del gioco in questa circostanza. Il tiro comodo per Miarelli, che si distende comodo per prendere il pallone. Intanto però attenzione ad Oliveira, che chiama Onorio sulla destra, libero. Onorio va a scaricare il pallone sul secondo palo dove c'è Fortini, in giro per Canal, e poi la risposta di Pozzi, che si prende anche gli applausi del pubblico. Un Pozzi però lo sguardo eloquente: stasera mi spallonano tutti. Qui intanto il tacco cercato da De Oliveira, palla per Morillo dove non ci arriva. Una guerra mondiale a pallonate, quella del Pesaro, che sta bombardando con tiri da ogni dove la porta di Pozzi. Ecco che la pressione ora dell'Arzignano si fa alta, ma è bravo il Pesaro di Schisar con Taborda che chiama Gava, palla Salas avanti verso De Oliveira, che si gira tutto solo. La risposta di Pozzi. De Oliveira intanto fuori, si prende il 5 e la casacchina da Marceligno. 18 per 19 e il tiro di Taborda 14 alto. Pozzi per Molaro, scivola Morillo. Molaro chiamato in causa ora Morillo. Deviazione di Taborda, che mette il suo piede tra le cosce dell'avversario, andando fuori Ibraguti, dentro Amoroso, che passa la pettorina a Ibraguti. Si riparte da Miarelli, che lancia lungo e profondo per Marceligno, che mette giù il pallone, non riesce però a trattenerlo. Dunque Arzignano che può ripartire. Anche Morillo non riesce a tenere tra sé il piede. Intanto la traversa di Salas e ancora il tiro di Gava. Traversa anche di Salas. Arrivano da tutte le parti i tiri del Pesaro. Ringraziato Pozzi. Morillo fermato, non commette fallo. Marceligno, Morillo in versione Wüstel, qui intanto il fallo. Sembrava un po' Morillo Wüstel tra le due fette di pane i giocatori del Pesaro. Buttiamola un po' sulla street food, visto che questa partita purtroppo ha ben poco da offrire. Intanto dentro Bastini con la maglia numero 1 al posto di Pozzi. Bastini che sicuramente alzerà il baricentro della sua squadra, dotato di un ottimo tiro. Ha trovato già un gol in Coppa Divisione contro l'Arzignano Team nel primo turno vinto 3-2 dai biancorossi, e poi l'assist 10 giorni fa con l'acqua e sapone, palla che poi incrociava sul corpo di Morillo. Intanto la punizione di Amoroso fuori. Stava per cecchinare un tifoso del Pesaro là in curva sud con gli amici di Arzignano. Tra i due tempi il gemellaggio tra le due torsido e biancorosse della Serie A italiana, con quelli del Pesaro che, stando così le cose, torneranno sicuramente più felici. Morillo intanto, ancora la risposta, prova una rovesciata Amoroso, la risposta di Miarelli. Ecco qui Bastini che alza il baricentro dei suoi, va a posizionarsi all'altezza della linea di metacampo, laddove campeggia il simbolo del Grifo, fratello maggiore di Griffive, che arriva anche in curva. La possiamo vedere noi, voi gustatevi la partita. Ecco qui il tiro di Bastini e poi
Taborda 6-0 tennistico, con Taborda che mette la palla in rete al minuto 9:55. Dunque gioca tennis il Pesaro. 6-0 per l'Arzignano, che ha 10 minuti di tempo per alzare perlomeno l'asticella del morale in questo momento ancora più sotto della puzza di calzettoni e dei tacchi, quando i giocatori si tolgono gli scarpini e vanno in doccia. Arzignano che giovedì partirà per una nuova lunga trasferta in Basilicata. Ecco Bastini che va a toccare un altro pallone, prima non è riuscito a dare manforte ai propri compagni, con Taborda che ha siglato il 6-0. Intanto vorrei dire al dottor Daviction David Barreto Rivera che i portieri sono anche cambiati, quindi attenzione anche alle offese. Intanto arriva anche il time out. PMG Sport Futsal, pensaci tu, bannalo, andiamo a bere un po' di acqua Dolomie. A scrivere i portieri fai i pompini così da... Non noio però. No, che non annoia. Ho mosso in su, mi devo portare qua. Sarei tu che pensava. Chi sei che pensava? Oh Beccio, ho avuto gli appunti o... È suonata la sirena, non l'avete sentita perché eravamo off audio, giusto per rifiatare un po'. Si torna in campo intanto con un corner a 9:30 della fine. 9 per 6, 54 più 30, 570 secondi. Li conteremo tutti nella speranza finisca presto la partita. E qui intanto il calcio di Marceligno su Marzio non voluto, fallo comunque fischiato al 19 del Pesaro, che cercava di recuperare un pallone e subito è andato a scusarsi con il capitano e ad ammettere le sue colpe. Fair play, cartellino verde allora per Marceligno. 3 falli, 3 e ancora Pesaro con Marzio per ora che butta via il pallone. Taborda, brava Taborda, Molaro per poco prende il pallone, poi lo ridà nuovamente al giocatore. Taborda qualcosa da ridire con Morillo, fa segno all'arbitro di aver ricevuto una gomitata, fa continuare l'arbitro. Intanto riparte il Pesaro con Marzio che chiude su Gava, si stava facendo vedere Salas sul secondo palo, faceva buona guardia comunque Molaro. 8:51. Il tiro, mamma che bordata di Marceligno che va a sbattere sullo striscione di MB Conveyors. Intanto ritorna in campo Vito lo scopettone per asciugare il parquet del Platezze. Un parquet in rovere con riscaldamento sotterraneo. Dopo le capacità tecniche del Platezze ritorniamo a muovere il cronometro. Morillo per Molaro, Amoroso fermato, ma la palla arriva comunque tra i piedi di Marzio.
ancora Murillo, piccolo tacco per liberare Molaro, che poi da palla il capitano Marzio, avanti verso Amoroso, tocca per Murillo, il tocco, Murillo per Amoroso, Murillo fermato all'ultimo da un giocatore del Pesaro che riparte in tutta velocità con Canal, il tiro deviato e poi il palo. Corner per il Pesaro, il tiro di Gava che va a restituire quasi il pallone a Mauro Canal, che comunque si era accentrato. Murillo per Marzio, ancora Murillo, Molaro, Murillo, non riesce ad andare via, 4 uomini su di lui, allora si riparte indietro da Marzio, 8 minuti, 6 per 8, 48, asino cotto, Amoroso per Murillo, Marzio per Amoroso, ma di testa Gava evita che il numero 9 biancorosso potesse offrirsi una simile rovesciata, ancora Amoroso sulla testa di Gava, che ovviamente non rispettava la distanza, l'arbitro gliela fa notare. Intanto torna nella metacampo avversaria Bastini, palla Marzio, Murillo per Bastini, il tiro raso terra che finisce di molto fuori, intanto fuori Gava, dentro Norio, proprio Norio va a ricevere il pallone lanciato in modo perfetto da Miarelli, qui è bravo Bastini che non riesce però a tenere in campo il pallone, a toccare la sfera quanto basta per evitare che Giulio de Oliveira mettesse la sfera alle sue spalle. Canale Norio, Marzio cerca l'anticipo su De Oliveira che però gioca ancora il pallone verso il numero 2 Carducci, dunque mette dentro un giovane mister Colini. Ora non può più toccare il pallone il portiere dell'Arzignano, Molaro sulla pressione la mantiene, Marzio qui sul rimpallo vincente, ne approfitta Canal che ora batte questo out verso proprio Carducci, Canal su Carducci, la palla è uscita e la rimessa laterale per l'Arzignano, anzi sì, è Molaro e sarà proprio lui a giocare questa sfera verso Murillo va via, Murillo per Amoroso in mezzo, non ci arriva ancora Molaro, la puntata e sarà corner per i biancorossi a 6,55 dal termine. Qualche timido sussulto dei biancorossi che cercano perlomeno il gol della bandiera che in questo momento non arriva e qui intanto riparte De Oliveira che spiazza Bastini che non si era capito e dunque sono 7 i gol del Pesaro, addirittura la penna ci abbandona. Sette a 0, intanto dentro anche Castrati, Marzio per Molaro ferma tutto quanto ancora il Pesaro e riparte comodo con Canal che chiama Carducci che va a calciare come un treno in corsa, ma la stazione è sbagliata, la palla è alta. Intanto dentro nuovamente Sabri, palla avanti per Castrati, l'ultimo tocco con la testa in uscita di Miarelli, dunque rimessa laterale per l'Arzignano, pronto a battere Sabri. Amoroso fermato ancora da Canal, non bisogna commettere fallo, siamo distanti dal bonus, ma attenzione a non regalare tiri liberi. Qui Castrati va sul fondo, troppo sul fondo, però si porta il pallone fuori dal rettangolo di gioco, dunque rimessa per Canal, per
Carducci che perde il pallone sul rimpallo con Oliveira, autore poco fa del settimo sigillo del Pesaro. C'è il gol intanto, l'autorete di Amoroso, il pallone stava per finire a Carducci, avevo lasciato il volume ai tamburi delle curve e niente, la penna non va più, speriamo finisca presto questa partita. Purtroppo nera per l'Arzignano e più che mai rosea sponda Pesaro, che sale sull'autovolante con l'autogol di Amoroso. Il passaggio filtrante era indirizzato al secondo palo, laddove si era ben liberato Carducci, ma il bomber in scivolata ha tolto la palla dal possibile primo gol in Serie A di Carducci. Claro intanto verso Sabri, Castrati riesce a liberarsi dalla palla di Braguti che gira subito sulla destra verso Sabri. Sabri non si intende con Castrati. 4:48, torna la melina del Pesaro, squadra pura di razza che tra qualche giorno sarà impegnato in UEFA Champions League. Intanto il fallo di Sabri, più di frustrazione su Carducci, commette il quarto fallo l'Arzignano a 4:30 dalla fine. Ci stiamo per avvicinare ai titoli di coda di questa sfida, ma in discussione sin dai primi 20 minuti. Qui intanto Marcelinho regala spettacolo cercando una rovesciata che però finisce abbondantemente out. Guti, Sabri per Claro, Ibraguti, gioco palla verso Castrati che gira a Sabri. 3:56, manca ancora tanti gol subiti, ben 8 sul tabellino quest'oggi l'Arzignano, 6 gol più 2 autoreti. Intanto non c'è deviazione, sì c'è deviazione, viene designato un corner per l'Arzignano. Senza alcuna fretta Sabri si porta all'altezza della bandierina che non c'è per giocare questo pallone. Castrati e Onorio, piccolo battibecco. Castrati dice mi hanno spinto contro, io non ti ho spinto, insomma giochiamola. Sabri per Bastini, non riesce a calibrare il sinistro. Bastini, ora la rimessa laterale è per il Pesaro con Fortini che si era alzato, palla sulla sinistra per Carducci, il numero 2 rigioca su Onorio che era pronto per uscire dal campo. Rimessa laterale per l'Arzignano, l'ultimo tocco è di Marcelinho che ha qualcosa da ridire all'arbitro. 3:25. Ibraguti muove il tiro e la risposta di Miarelli che vuole tornare a Pesaro senza raccogliere palloni dalla sua rete. Fin qui ci sta riuscendo il numero 1 marchigiano nel giro della nazionale. Bastini per Ibraguti, Sabri, Ibra, Claro per Ibra,
l'esperienza Marcelinho strattona la maglia griffata Mas del numero 27 biancorosso e riconquista un pallone che verrà rimesso in gioco da Fortini con un out in fase difensiva. Si avvicina Carducci, ma Fortini spara lontano e di testa Bastini anticipa Marcelinho. Si spiegano i due, nessun contatto pericoloso e ancora Pesaro con Marcelinho che invita Carducci ad avanzare, vuole dare la soddisfazione magari al numero 2 del Pesaro di trovare il sigillo in Serie A. Qui bravo Carducci che poi si getta a terra, voleva anche un fallo, oserei dire, visto da qui, insomma, che il fallo non c'era. Ha fatto bene l'arbitro qui, bravo però Carducci a portare via il pallone a Murillo soltanto per qualche istante, perché poi Bastini lo recupera da Sabri per i Braguti, fermato ancora da Carducci che va via. Carducci, Bastini ci mette una pezza, rimessa laterale per l'Arzignano, l'ultimo tocco è di Carducci secondo l'arbitro, dunque rimetterà in gioco Murillo a 2:18 dalla fine. I Braguti, Sabri verso i Braguti, però non arriva sul pallone, lo riconquista il numero 27 ex Olympus Roma. Qui Sabri di forza e c'è il fallo e arriva anche il primo cartellino giallo. Carducci che scrive il suo nome sul tabellino di questa sfida corretta, 4 falli per parte, un solo cartellino. Il giovane Carducci dunque prima a finire sul taccuino di gioco e gli arbitri abbiamo provato anche la slow motion della voce qui con la regia di Filippo Tres, la punizione dell'Arzignano, dentro anche l'Asri. Sabri, il tiro, la risposta del portiere del Pesaro che non è più Miarelli, volo plastico per il giovane numero 21 Dionisi, dunque gioia anche per questo scampio di partita per il numero 21 Dionisi, con Arzignano che non ha trovato la via del gol. Bravo il numero 21 ad opporsi nel migliore dei modi, Miarelli in panchina a mandare un bel bravo al suo giovane collega. Carducci difende la sfera, chiama in causa Gava. Bravo Bastini qui intanto, Carducci, fermato ancora da Bastini, non vuole farlo segnare Bastini, il povero Carducci che non ha caso, e potrà dire ai suoi amici di aver sforato 2 volte il gol. Chissà, glielo auguriamo, ci sentiremo parlare di lui in futuro. Intanto siamo entrati nell'ultimo minuto. Dionisi gioca avanti per Marcelinho, Sabri commette fallo. Il quinto si entra in bonus falli, suona la sirena della Palatese, Sabri out dentro Tumiati. Vuole far scorrere il cronometro del Pesaro. 8 i gol, 28 secondi, 26, 25. Ancora i marchigiani con il pallino del gioco tra i propri piedi. Colini tiene comunque alto il ritmo dei suoi giocatori. Pochi secondi, Carducci, palla avanti verso Marcelinho. Marcelinho si accentra, non c'è il fallo di Lazri che può ripartire 2-1 e tromba amici da Sirena, arriva il triplice fischio di questa difficilissima serata per l'Arzignano
che rimane a casa perché qui è la sua casa. 8-0 invece torna a casa sorridente il Pesaro, che mette in cascina altri 3 punti